Buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al Presidente Buongiorno a voi. Zaia. Siamo naturalmente in un ambiente che vi è familiare, la sede regionale della Protezione Civile. È stata una settimana intensa con tante buone notizie, direi, e altre notizie un po' meno buone. Comunque l'allarme del coronavirus, seppur con dei dati molto buoni, non deve essere preso sotto gamba. Presidente, lei lo ripete sempre, anche alla luce di alcuni nuovi focolai che si sono verificati in Veneto. Beh, lei dice bene, ormai è diventato un esperto, cioè con Antena 3 e Rete Veneta avete seguito tutta questa vicenda, queste 130 giornate ininterrotte di coronavirus, che poi sì, è vero che non si fa più il punto stampa tutti i giorni, però è pur vero che lo si fa alla bisogna, quindi è un'occasione, quindi vi ringrazio, è un'occasione per parlare anche di questo bilancio settimanale. Il virus c'è, Sì. e magari è meno virulento perché visto considerato che c'è e visto considerato che non c'è distanziamento sociale in molte occasioni, non si usa la mascherina in parecchie occasioni, che è un po' una festa della liberazione per molti, sbagliando, e oggi diciamo che la presenza del virus ci inquieta, ci preoccupa e direi che gli indicatori non sono assolutamente positivi, nel senso che se io l'ho detto, lei lo sa, l'ho detto dal primo giorno, noi passiamo la responsabilità dal mondo sanitario, dall'istituzione sanitaria al singolo cittadino. Io e lei, ognuno di noi è responsabile della propria salute, e quindi della nostra salute, ma anche di quella degli altri, e questo dipende dai nostri comportamenti. Per questo motivo è fondamentale che i comportamenti siano rispettosi di quello che sono le regole minimali. Non c'è più da star seduti e chiusi in casa, si può uscire, si può andare in qualsiasi posto, ristorante, pizzeria, bar, dall'estetista al lavoro, a giocare a calcio, ma le regole minimali. Da quello che sta vedendo in giro, si tratti di Movida oppure anche di grosse manifestazioni che sono svolte in grosse città del Veneto, mi tengo comunque vago perché andiamo oltre il caso singolo, la preoccupano? Mi preoccupano molto, sa, poi noi paghiamo anche lo scotto di un movimento negazionista, definiamolo così, di un movimento complottista che è molto presente su internet e in traduzione per chi non naviga su internet o non ha il social, non ha Facebook, non ha questi portali, arriva anche sui WhatsApp, li avete visti? Sì. Arrivano informazioni secondo le quali il virus non esiste, secondo le quali c'è il complotto mondiale, le big pharma debbono vendere vaccini, insomma è tutta l'invenzione. Lei capisce che su qualche mente che ci crede finisce poi cosa? Che tutti dicono vabbè, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, invece il problema c'è. Guardi, noi abbiamo casi di ragazzi giovani che hanno dovuto subire il trapianto dei polmoni perché hanno preso il coronavirus. La lotta alla fake news, tra l'altro, è stato anche uno dei motivi, tra i tanti naturalmente, del punto stampa quotidiano che si è verificato dopo il lockdown. Senta Fois, io ho dovuto farlo, cioè ho dovuto farlo perché da un lato ho voluto fare una comunicazione che fosse assolutamente rispettosa di tutti, ma che fosse di prima mano. Voi avete fatto giustamente gli amplificatori, e quindi tutte le televisioni, la carta stampata, le radio, ma era ovvio che in un momento di crisi il cittadino, il veneto, le venete e tutti i veneti abbiano voluto avere informazioni di prima mano. Penso che sia fondamentale che il Presidente della Regione scenda in campo. Poi magari c'è qualcuno che ha da lamentarsi, però è pur vero che se riavvolgessimo il nastro, io non è che sono sceso in campo quando le cose andavano bene, andavano malissimo, e se fossero andate ancora più male probabilmente oggi avrei un processo pubblico, no? Però io penso che sia corretto che il capo scenda in campo, oppure decidiamo di mandarci un dirigente, però bisogna che lo decidiamo e poi nel bene o nel male succede quello che succede. Le faccio un esempio: tu non è che puoi dire che in Veneto le cose sono andate bene perché è merito dei sanitari, che è merito dei sanitari, sono stati bravi, ma c'è stata anche una regione che ha coordinato e ha preparato anche un terreno fertile per poter lavorare bene. Però da altre parti dove le cose sono andate male è colpa della politica. Delle due l'una, il merito e il demerito deve essere sempre di una categoria, o della politica o dei sanitari. Cosa vuol dire? Che se la sanità in Calabria non funziona è colpa della politica, se funziona in Veneto è merito dei sanitari. E lei capisce che non funziona bene, non sto parlando male dei sanitari, ma figuratevi. Però dico questo, quindi dico che sono preoccupato e noi abbiamo dovuto proprio fare qui il punto stampa, da un lato per informare, come le dicevo, e dall'altro anche per evitare che le fake news prendessero piede. Sai, è più facile
Le faccio un esempio: se tu vai ai due medici, vai da un medico che dice ma sì, sta tranquillo, non è niente, una pacca sulla spalla, e dall'altro dice vediamoci chiaro, magari proviamo a fare un'ecografia, un TAC, magari non è nulla. Le posso garantire che il medico che viene più gradito è il primo che dice sì, tranquillo, dai, bevi un po' di meno, magari fai meno festa, però la verità è che le cose vanno guardate direttamente negli occhi e con realtà. Anche perché abbiamo visto cosa sta succedendo per esempio negli Stati Uniti oggi, credo, insomma questi giorni il governatore del Texas ha reso obbligatorie le mascherine dopo che per 2 mesi aveva detto che non serviva, però la pandemia sta viaggiando a numeri altissimi negli Stati Uniti, e forse proprio anche questo è un fronte che per certi versi può riguardare anche il Veneto, perché se da un lato il coronavirus ci chiama a delle responsabilità individuali nel nostro comportamento di tutti i giorni, dall'altro ci costringe a guardare anche al di là dei nostri confini, visto che oramai viviamo in un mondo globalizzato e per esempio con il turismo abbiamo massicci arrivi dall'estero, per esempio con gli Stati Uniti al momento i confini sono ancora chiusi. Con l'Austria e con la Germania lei ha presentato un progetto congiunto assieme all'Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia. Sì, ovviamente sono i nostri primi clienti, no, anzi, brutto termine, i primi ospiti, ormai fanno parte della famiglia. Pensate che noi abbiamo, si rinnovano le generazioni della famiglia che continuano a venire in Veneto in vacanza, penso ai tedeschi, tanto per parlare di una comunità che è il primo nostro ospite internazionale. Considerate che il Veneto è oltre il 60%, circa il 66% di turisti stranieri, quindi noi viviamo di internazionalizzazione. Io penso che sia fondamentale che le frontiere siano libere, che ci sia movimento, però è pur vero che dobbiamo avere una garanzia, e qui chiedo ancora a OMS che le frontiere le renda libere, assolutamente sì, ma che si confrontino i modelli sanitari, perché a me non torna al conto che realtà che hanno il coronavirus resta sempre con 2-3 mila casi e hanno milioni di abitanti. L'abbiamo visto Presidente? Ma l'abbiamo visto col Brasile, no? Io ricordo che a marzo il Brasile citava 6.000 casi, 8.000 casi, e dicevo ma come fa una realtà così popolosa, con degli assembramenti da paura? Pensate a tutto quello che è il tema delle favelas, ma anche delle aree metropolitane, dire che 7-8.000 casi. Allora il virus o ce l'hai o non ce l'hai, la via di mezzo non esiste con questo virus. L'abbiamo visto anche noi, considerate che noi abbiamo avuto più di 2.000 morti, oltre 6.500 persone guarite, ormai 20.000 persone che si sono messe sono state rilevate di test come positive. Insomma, direi che è stata una mole di lavoro paurosa, quindi il virus c'è o non c'è, non è che c'è poco. No. C'è o non c'è? In effetti proprio in Brasile poi si è formato un consorzio di media che fornisce dati diversi secondo i propri calcoli rispetto a quelli che vengono forniti dal governo. Questo non è bene, ma non è bene prima di tutto per i cittadini. Guardi, io penso che bollettini così trasparenti, bollettini così istantanei, 2 volte al giorno, e detti direttamente in diretta ai cittadini abbiamo fatto solo noi. E ci sono comunità internazionali, ad esempio il Giappone non è che fa i bollettini tutti i giorni. Forse qualcuno mi ha detto che lo fa una volta al mese, una roba del genere, dà dei dati. In Giappone se tu hai la febbre devi andare solo in un Covid center, devi andare in un ospedale dedicato a chi ha la febbre, non è che puoi andare in giro per gli ospedali. Qui da noi ho visto che l'atteggiamento, nonostante sia stato gestito bene, non sono mancati i comitati, Schiavonia, me lo lasci citare uno, Schiavonia l'ho chiuso io, nessun altro, e dico, aver visto il comitato contro la chiusura vuol dire non aver capito nulla di quello che stava accadendo. Se lo fa un libero cittadino è una roba, se lo fa un amministratore mi preoccupo, perché se un amministratore non è informato di quello che sta accadendo, che sono informazioni che abbiamo anche noi, internet, la stampa, l'informazione in generale, vuol dire che è grave questa cosa. Al di là di quello che è successo con la Calabria, volevo tornare all'incontro a 3 col Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, al di là poi di quello che è successo con la Calabria. Lei ha detto, tra l'altro è stata per loro un'occasione perché si parlasse gratis della Calabria, perché sì, per qualche giorno non si è parlato d'altro sostanzialmente. Sì, però è stato un po' un autogol, a me spiace perché poi tutti hanno diritto di crescere, però tu non è che puoi dire c'è il Veneto, c'è le ciminiere, si muore di polveri sottili, di inquinamento, se andate lì vi prendete coronavirus, venite in Calabria che abbiamo spiagge bellissime e vuote. Io dico, ma come fai a fare uno spot così? È come un ristorante dicesse, non andare a mangiare dal mio concorrente perché guarda che tarocca il cibo, guarda che non funziona, è strapieno di clienti, vanno tutti lì a mangiare, ma attenti perché comunque c'è la salmonella, non c'è igiene, ma è strapieno, quindi
e poi dice venite nel mio ristorante, è bello? È vuoto. Uno dice ma perché è vuoto? Se è bello. Da un punto di vista di marketing secondo me è un controsenso, no? Ed è un autogol perché le spiagge sono effettivamente belle, sono effettivamente vuote, chiediti perché. Com'è la situazione delle spiagge in questo momento in Veneto? È stata molto curiosa la notizia, poi per certi versi anche drammatica, del fatto che in Inghilterra ha creato scalpore il fatto che c'erano spiagge super affollate, non sono abituati a questi scenari gli inglesi, ma d'altro canto hanno un'ondata di caldo altissima ed erano spiagge come da noi, sono quelle veramente più popolose. Da noi invece sta funzionando il sistema di distanziamento. Ma guardi, sta funzionando sì e no, perché ormai la battigia è diventata una quasi movida, quindi distanziamento sociale non c'è. Mascherina, anche per ovvi motivi in spiaggia, non c'è. Dico che sono bravi i nostri gestori dei bagni perché comunque gestiscono ombrelloni e bagni in maniera assolutamente ineccepibile con la disinfezione, i teli. Diffonderò anche dei video per far vedere i trattori che passano alle 6 del mattino e nebulizzano disinfettante su tutti i bagni, quindi sugli ombrelloni e quant'altro. Dico che oggi noi abbiamo il fine settimana che è assolutamente caotico. Dopodiché gli stanziali, cioè coloro che dovrebbero portare gli alberghi, oggi possiamo dire che gli alberghi hanno coefficienti di riempimento che se sono buoni sono al 50%, per cui la spiaggia e la stagione estiva 2020 sarà comunque una stagione da dimenticare. Certo che comunque il Veneto, come le altre regioni del nord Adriatico, stanno vincendo la sfida che si era scatenata anche con la Croazia, con il famoso corridoio per portare direttamente i tedeschi e gli austriaci sulle coste croate, anche perché la Croazia sta facendo i conti con un aumento dei casi di contagio che probabilmente li porteranno a un nuovo lockdown. Però io Presidente avrei una curiosità. Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. È pensabile, si tratta di tre economie molto forti del nostro paese. Una volta noi avevamo il triangolo industriale Torino, Milano, Genova, su cui si concentrava lo sviluppo italiano, oggi invece lo sviluppo è più forte da noi in Emilia Romagna e anche in Friuli Venezia Giulia. È possibile che la collaborazione che è iniziata con questo progetto per le spiagge vada avanti? Sì, assolutamente sì. Guardi, io credo moltissimo questo progetto, l'ho voluto, credo che noi possiamo determinare un fenomeno di marketing internazionale, una massa critica da paura, perché noi facciamo più di 100 milioni di presenze turistiche all'anno, 100 milioni di presenze turistiche all'anno, Friuli Venezia Giulia, costa, Riviera, cominciamo a chiamarla Riviera che è un termine internazionale, Veneto, la Riviera Adriatica e l'Emilia Romagna, meglio la Romagna in particolar modo, altra Riviera, noi oltre 100 milioni sicuri, ma sicuri. Da questo dico che noi possiamo avere una massa critica che ha un potere, diciamo, sui mercati maggiore di quello che è l'effetto di marketing della Costa del Sol, che la Costa del Sol è dire tutto, no? Marbella, Malaga, Puerto Banús, insomma tutte quelle località. Io penso che noi dovremmo lavorare con questo effetto territoriale, quindi fare fiere assieme, fare promozione assieme e anche ridare un nome a questa riviera. Se fosse per me la chiamerei Venice Riviera, no? Sai che noi siamo del Land of Venice, Venice Riviera o Venetian Riviera, adesso non so, però mi rendo anche conto che gli altri due compagni di viaggio, però potrebbe essere anche Adriatic Riviera, perché il termine Riviera è chiaro, Adriatic anche, quindi direi positivo, assolutamente sì. Il coronavirus ha aperto tantissimi fronti come conseguenze e soprattutto dal punto di vista economico. A me ha colpito, presumo anche a molti dei nostri telespettatori, l'allarme che è stato lanciato questa settimana dalla Banca d'Italia a Venezia, che ha calcolato una diminuzione del PIL che in Veneto potrebbe essere addirittura inferiore alla media nazionale. Ma guardi, il tema della recessione, il tema della ripartenza non facile, consideri solo che lei lo diceva prima, gli Stati Uniti sono chiusi. Immaginate solo una comunità come il Veneto quanto dialogo anche commerciale, economico e finanziario ha con gli Stati Uniti. Se non ricordo male, gli Stati Uniti rappresentano quasi il 10% dei nostri turisti. Quindi vuol dire che almeno il 10% del PIL turistico del Veneto, che è circa 18 miliardi di euro, viene messo a repentaglio dal fatto che loro non possono venire e quindi 1,8 miliardi che se ne va. E quindi sono occupazione. Oggi noi perdiamo circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 dal comparto turistico, che è la prima industria in Veneto. Non ce la passiamo bene, speriamo che questa recessione sia veloce, quindi si va giù e si torna su velocemente.
Di certo è che noi sappiamo che il coronavirus ha pesato molto e dall'altro vediamo che c'è questa fase di limbo, come l'ho definita io, no? La fase 2 è finita, la fase della convivenza è finita, adesso siamo in una fase nella quale sei un po' stordito, capisci che puoi camminare con le tue gambe, hai preso una botta, però non hai ben capito se ti arriva un altro pugno in faccia, quindi è una fase molto critica, perché poi è la fase dell'inquietudine, no? È la fase dell'insicurezza, dell'incertezza. Ecco, io direi che adesso dovremmo capire cosa accadrà d'autunno. Peraltro continuo a dire che noi dovevamo andare a votare a luglio, come vede a luglio comunque siamo in grado di andare a votare, non sono certo che a fine settembre riusciremo ad andare a votare. E questa sarà una gravissima colpa del governo se non andremo a votare. Ma il fatto che il Veneto venga segnalato con un PIL che cresce meno della media nazionale dipende dal fatto che prima correvamo troppo? Ma guardi, io su questo ho dei dubbi, nel senso che se il Veneto va male gli altri vanno peggio. Penso che questo sia un dato concreto. Pensare, cioè il Veneto non è che, avesse investito tutto su particolari linee di investimento che sono incompatibili con il coronavirus. È che noi abbiamo il turismo, per carità, noi paghiamo di più sul fronte turistico rispetto ad altre regioni. Lì potremo avere dei problemi, per il resto insomma i comparti produttivi sono comparti produttivi importanti, forse si cresce di meno rispetto, o meglio si perde di più perché da noi si produce di più e quindi un povero resta povero, un ricco è più facile che diventi povero. Del resto Friedman nella teoria dei bisogni ha detto più bisogni uno che ha e non ha più. Quindi noi rischiamo di trovarci in questa condizione. Senta, sempre riguardo ai pericoli della ripresa adesso della nostra economia, ci sono altri due fronti aperti, sempre in settimana l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha segnalato il pericolo di un aumento di corruzione che sembra sia correlato spesso ai periodi di crisi. Un altro è quello che riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata nella nostra regione, che anche durante la crisi del 2008 si era per certi versi sostituita alle banche che avevano difficoltà a concedere credito a imprenditori che erano in difficoltà. Ma guardi, sono due rischi collegati all'essere umano, no? Cioè la delinquenza, la criminalità e la corruzione. Detto ciò, se sai che c'è la combatti, ma non è che possiamo tutti vivere con lo scafandro nelle pubbliche amministrazioni perché c'è qualcuno che ciclicamente dice che c'è la corruzione, c'è la malavita. Cioè, se sapete che c'è, abbiamo le istituzioni, noi non siamo forza di polizia, fate polizia, controllateci i telefoni, controllateci i conti correnti, però usciamo da sto ambito dove vige il sospetto su tutto e su tutti, perché io lo dico, lei lo sa da sempre, la paralisi ormai l'abbiamo raggiunta, cioè oggi sei più tranquillo a non far nulla in un ente pubblico che a porti il problema di fare qualcosa. Le faccio un esempio, noi abbiamo portato a casa 13 milioni di mascherine gratuite, regalate da Grafica Veneta, in un momento nel quale non trovavi neanche uno straccio da metterti in faccia, uno straccio, non una mascherina, cioè totale panico. Grafica Veneta le ha realizzate, ce le ha regalate. Poi c'è anche qualcuno che va a ravanare per capire se non ci sia qualcosa dietro a sta roba. Capisce che se non facevamo nulla, cioè non accettavamo un regalo, siamo a sti livelli qua in Italia, tranquillamente ce ne stavamo lì seduti ad aspettare, perché se in questo paese se tu non fai nulla hai la certificazione che nessuno ti verrà a rompere le palle, ma così si va alla morte. Qual è la critica che le ha fatto più male in questi mesi? Ma decisamente quando è stato detto che mentre morivano i veneti, una forza politica del Veneto, se così si può chiamare, perché chi fa queste dichiarazioni non ha neanche forza politica, perché forza politica vuol dire rappresentare qualcuno, hanno detto che noi avevamo ridotto il metallo e terapie intensive, mentre familiari vedevano morire i propri congiunti o i propri parenti in terapia intensiva, qualcuno diceva nel pieno della crisi, con centinaia, che avevamo problemi perché qualche anno prima avevamo ridotto della metà le terapie intensive. Sa qual è stato il problema? Siamo sbagliati a leggere la tabella. C'è invece qualche cosa che non rifarebbe, un errore che ha fatto? Ma guardi, errori se ne fanno tanti, cioè dire che questi siano percorsi netti, la vita non è un percorso netto, no? Io immagino sempre la discesa dello slalom, no? Per quanto bravo tu sia, una pallina prima o poi te la prendi su un braccio o su una gamba. Io penso che l'abbiamo fatto col cuore, abbiamo cercato di fare il massimo,
Dopodiché forse il vero errore, io dico, se domani mattina qualcuno dicesse alla comunità internazionale c'è il rischio di una pandemia perché in Cina c'è un virus che si chiama quello che si chiamerà. Che in effetti è stato lanciato proprio l'allarme su un virus che si trasmette addirittura dai maiali, anche se poi l'OMS ha detto che dal 2008 che lo stanno tenendo sotto controllo. Però se accadesse questo, io prenderei i miei migliori e gli direi: guardate ragazzi, vabbè OMS, vabbè Istituto Superiore di Sanità, vabbè tutti gli esperti, io mi fido di voi, andate lì, cercate di capire, parlate con i vostri colleghi. Le faccio un esempio: nessuno è venuto a dirci, se qualcuno venisse da lei oggi e le dicesse: guarda, tu vieni dal Veneto, hai vissuto il coronavirus, nel mio paese sta arrivando, cosa mi consigli di fare? Lei direbbe: comprate mascherine, comprate respiratori e fate tamponi, fate test. Poi ci sarà l'evoluzione, ma i tamponi non ci saranno più, adesso c'erano i test rapidi. A noi queste robe non ce le ha dette nessuno, ma addirittura nessuno ci ha detto che i pazienti coronavirus in terapia intensiva, intubati per dargli ossigeno, consumano, che so, 10 volte di più ossigeno rispetto a un paziente normale. E lei dice: vabbè, compra bombole? No, c'è un problema, che i tubi che portano ossigeno si congelano, perché il flusso del liquido e del gas, scusi, dell'ossigeno è troppo veloce, crea l'effetto laminazione come principio fisico e quindi si congelano. Quindi lei direbbe: guarda, ricordati, attenzione di cambiare tutti gli ugelli e i raccordi dei tubi, cosa che noi abbiamo fatto, ma perché l'abbiamo sentito da altri colleghi. Poi lei capisce che queste robe non ce le ha dette nessuno, quindi mi chiedo, quelli che hanno studiato il coronavirus cinese, cosa hanno studiato? Bella domanda. Io non lo so. Sento, la domanda invece è su un tema che le sta particolarmente caro, l'agricoltura. Quanto e come ha patito il coronavirus? Io ricordo per esempio c'erano molta preoccupazione sul fatto di tanti stagionali che arrivano da paesi in cui però o c'era il lockdown, oppure se fossero venuti a lavorare in Veneto poi avrebbero dovuto scontare una quarantena nel paese d'origine. Sono state condizioni assolutamente proibitive. Sono state condizioni nelle quali l'agricoltura comunque ha avuto delle mazzate paurose. Cioè, lei considera che il lockdown, sì è vero, la gente ha continuato a mangiare, ma la gente si è anche approvvigionata molto spesso di generi a lunga conservazione, no? Lo scatolame ha avuto un successo da paura, è sparita la farina per fare i dolci perché comunque c'è un'attività, ma se uno fa dolci è inevitabile, sì, per carità, la farina viene dall'agricoltura, non è la produzione, quella diciamo di stagione, è stata un po' più massacrata. E poi l'agricoltura significa lavoratori, significa tutti i problemi che abbiamo vissuto. Se lei ci pensa, no? Se avessero detto a noi i primi di gennaio: guarda, voi adesso dovete organizzarvi per chiudervi in casa, girare con la mascherina e cambiare i vostri modelli di vita, lo avrebbero ammazzato sulla pubblica via l'amministratore che fosse andato di queste robe. Ma siccome Freud diceva che l'essere umano è l'animale che più si adatta a tutto, ai cambiamenti, noi l'abbiamo dimostrato. Per noi ormai è normale portare la mascherina, per qualcuno no, ma noi abbiamo un distanziamento sociale adesso. Sì. Guardi, se lei allunga il braccio, lo facciamo vedere, non riusciamo, oltre al fatto che saremmo a 2 metri e poi abbiamo le mascherine. Sì. Quindi anche la mascherina, io non so più in che lingua dirlo, no? Magari imparerò in giapponese, ve lo dirò in giapponese. Dovete portare la mascherina negli ambienti chiusi e dove ci sono assembramenti, ma è fondamentale. Guardate, ripeto, noi abbiamo, ho seguito io una storia che non è veneta, di un paziente che ha avuto, giovanissimo, ha dovuto trapiantare i polmoni. Questo è un virus bastardissimo. Cioè che ti dice: ti fa raffreddore? Sì, ti può fare raffreddore, ti può dare la tosse, il catarro, la bronchite, la polmonite, puoi rimetterci i polmoni, ma siccome sono poi tutta una serie di trombosi, coagulazioni, puoi avere encefaliti, puoi avere miocarditi, insufficienze renali, puoi fare un infarto al midollo spinale e perdere magari l'uso delle gambe. Cioè, insomma, tutti i casi che abbiamo negli ospedali del Veneto. Cioè, anzi direi che il coronavirus non è un problema il coronavirus, è un problema quello che ti lascia il coronavirus, se volessimo proprio dare una sintesi. Quindi non sottovalutate sta roba, e gli indicatori oggi ci dicono che grazie ai nostri comportamenti scorretti
il movimento è riniziato. Senta, un altro tipo di lavoratore molto presente nella nostra regione che arriva dall'estero sono le badanti. Qualche tempo fa c'era stata la notizia di una badante che era risultata positiva, viaggiava su una moldava che viaggiava su una corriera di cui poi si è andati alla ricerca degli altri occupanti. Da questo punto di vista c'è stato un impegno preciso del Veneto? Ma guardi, io adesso chiedo il testing gratuito, lo faremo a tutte le badanti che entrano nelle case, quindi le badanti devono farsi vive e farsi testare. I familiari, anche se ne becco una sola in casa che mi arriva positiva, mi arriva con i sintomi e scopro che non è stata testata, paga il datore di lavoro che è in casa, paga chi l'ha ospitata e paga anche ovviamente la badante che non si è presentata. Per cui è fondamentale che ci sia questo testing. Dopodiché non è che possiamo fare i tamponi a tutto il mondo, cioè noi, se pensa 21 febbraio, quindi 21 marzo, 21 aprile, 21 maggio, 21 giugno, in 4 mesi abbiamo fatto quasi un milione di tamponi, il che vuol dire che ci metti 4 mesi a fare 1 milione di tamponi. Siamo 5 milioni di veneti, quindi anche chi teorizzava tamponi a tutti, vuol dire che 5 per 4, 20, ci vogliono 20 mesi per farli a tutti. A proposito dell'attività della Regione, prima ci siamo dimenticati quando parlavamo della possibilità di infiltrazioni mafiose, comunque della difficoltà di accesso al credito che c'era stato nel 2008, il fatto che la Regione ha presentato proprio da qui con l'assessore Marcato e Forcolini un vasto piano proprio di accesso. Lei ce lo può ricordare, Presidente? Che cosa... Ma guardi, abbiamo due effetti. Il primo di un grandissimo lavoro che sta facendo il procuratore della Repubblica di Venezia, dottor Cherchi, rispetto a tutte le infiltrazioni. E abbiamo delle inchieste positive, nel senso che stanno venendo avanti inchieste, e questo ci dà la tranquillità di sapere che abbiamo magistratura che lavora con le forze inquirenti. Dall'altro noi cerchiamo a supporto di essere presenti rispetto ai finanziamenti, al fatto di dare un aiuto alle imprese. Ovvio è che noi non abbiamo l'autonomia, siamo l'unica regione nella quale non si pagano le tasse, ma i veneti non se ne sono accorti. Ma in Veneto, da quando ci sono io, non si pagano le tasse regionali, non si pagano circa 1.179 milioni di euro all'anno. Vuol dire che in 10 anni fate 1.179, sono almeno 12 miliardi di euro che noi non abbiamo prelevato dalle tasche dei veneti. Le faccio un esempio, qualcuno mi ha detto ma quella regione dà 1.000 euro di premio ai suoi medici per il coronavirus, noi li abbiamo dati anche noi, però vorrei ricordare che noi non abbiamo dato 1.000, abbiamo dato 1.000 più i 4.850 non prelevati dalla busta paga di addizionale IRPEF in 10 anni, per cui chi ha dato 1.000 e ha prelevato i 4.850 ha restituito 1.000 dei 4.850, noi abbiamo dato 4.850 più 1.000. Ma bisogna capirle queste robe, perché sennò finisce sempre che chi arriva, capito, col cartone di pasta a fine cena è quello che ha organizzato la festa, ma non funziona così. C'è chi ha cucinato, ha fatto da mangiare, quindi ognuno deve stare al suo posto. E poi c'era il capitolo dell'aiuto alle imprese, vale a dire dei finanziamenti che sono stati presentati. Ma sì, ma di quelli noi abbiamo stanziato, insomma la leva è una leva importante, ovvio che non si riuscirà a arrivare dappertutto, poi immagino già ci saranno polemiche, lui sì, io no. Sono delle graduatorie, le fanno i tecnici, poi se qualcuno ha qualcosa... Comunque sicuramente c'è la ripresa delle opere pubbliche a partire dalla superstrada Pedemontana Veneta, che oramai è addirittura... Pedemontana si va avanti, ne abbiamo aperti 10 km anche 2 settimane fa, il 10 di giugno, continuiamo ad andare avanti, stiamo parlando di una grande opera perché sono 94 km e 500 metri, 36 comuni, 14 caselli, 2 miliardi 250 milioni, 58 milioni di opere. Stiamo parlando della più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia. Tutti parlano del ponte di Genova. Voglio ricordare che noi abbiamo la più grande infrastruttura oggi in Italia in cantiere. Adesso abbiamo avuto un po' di guai con il coronavirus, come tutti i cantieri. Loro hanno continuato a lavorare. Il fermo reale sono stati 10 giorni, ma non avevano i fornitori. Però noi verosimilmente, fine 2020, prima fase del 2021, l'infrastruttura è chiusa. Cambierà la vita, cioè Treviso-Montebelluna saranno 10 minuti, Treviso-Bassano saranno 20 minuti, Bassano a 4 a Montecchio saranno 20 minuti a farla grande, cioè questi saranno i tempi di percorrenza. C'è una roba strepitosa, cioè cambierà il nostro modo di pensare. Voi avete la vostra sede, siete bassanesi, no, di origine, sì. Il vostro editore è un bassanese, e cioè voi da Bassano entrate in autostrada, uscite a Treviso Sud e ci metterete 20 minuti, 25 minuti a farla grande, oggi ci mettete un'ora e un quarto, un'ora e mezza, questa è la verità. Siamo proprio in chiusura del nostro appuntamento. Prego.
La crisi del coronavirus l'ha portata ancora di più alla ribalta nazionale, per cui la domanda che si pongono da più parti e che sorge spontanea è che cosa c'è nel futuro di Zaia, se c'è un'importante carica nazionale. Ma senta, io dico sempre, non è che possiamo passare tutta la vita in prova, no? Cioè il mio cuore batte per il Veneto, ho lasciato un ministero per venire in Veneto e penso di aver dimostrato l'amore per il Veneto. Cioè, io sono quello, perché poi a un certo punto, lasciamo perdere la modestia, sono quello che ha portato le Olimpiadi in Veneto, sono quello che ha sbloccato la pedemontana in Veneto. Voglio ricordare che io ho ereditato un'opera che era un cadavere eccellente, si è visto il dibattito. Ho portato il patrimonio dell'umanità per l'8° sito UNESCO in Veneto, che è il Prosecco. Abbiamo portato un referendum per l'autonomia, voi ci avete dato una mano da paura, no? Nell'informare i veneti, perché qualcuno dice, ah ma Zaia fai i punti stampa 130 giorni di seguito, non è che dice Zaia ci ha messo la faccia che se va male le robe c'è lui davanti. No, e quindi poi è fuorviante per le elezioni, condizione il consenso. Cioè tu mi stai dicendo che i veneti sono degli idioti allora? Cioè che basta che Zaia si metta davanti alla telecamera, parli non dell'aria fritta, ma parli del coronavirus, perché io venivo sempre a parlare del coronavirus, e tu sostieni che la mia azione condizionerà il voto dei veneti. Allora stai certificando che il tuo pensiero è che i veneti sono degli idioti, invece i veneti sono gente assolutamente scafatta, in grado di prendere le loro decisioni in maniera oculata e di fare le loro valutazioni. Lo hanno dimostrato con l'autonomia. I veneti non hanno ascoltato i loro partiti con l'autonomia, sono andati a votare da veneti. L'autonomia è della destra, della sinistra, della Lega, dei 5 Stelle, di tutti quelli che hanno votato. E quelli che non hanno votato, li rispettiamo, ma hanno perso un'occasione, perché l'autonomia a Roma la vedono come una sottrazione di potere. In Veneto invece per noi è una grande assunzione di responsabilità, questa è la verità. E comunque Fois, noi sull'autonomia non molliamo. Lei ha fatto firmare anche un documento pro autonomia per le elezioni regionali. Ma ancora non l'hanno firmato. Però... Perché lì c'è stata qualche frizione con Fratelli d'Italia che ha detto beh, no, però dovete anche appoggiare il presidenzialismo. Guardi, noi andiamo d'accordo con tutti. Io peraltro sono per il presidenzialismo, per tutto quello che noi popolo possiamo eleggere. Presidenzialismo, spieghiamolo a qualche cittadino, magari dice di cosa parlano. Mi eleggo direttamente Presidente della Repubblica, ma io sarei per eleggere direttamente anche Presidente del Consiglio, tutti, scrivendo il nome sulla scheda, non facendo croci. Le croci una volta le facevano perché c'era l'analfabetismo, oggi siamo in grado di scrivere il nome, anche perché dimostra se c'è un leader oppure no. Io dico che noi abbiamo ottimi rapporti con tutti, io peraltro ce li ho da destra e a sinistra, a parte qualcuno che insomma, passa il suo tempo ad aggredire. Qualcuno che diceva che lei e Bonaccini vi sentite più tra di voi che con Salvini e Zingaretti. No, io sto parlando da destra e a sinistra, io guardi, ho peraltro anche amici che votano sinistra, cioè che votano da sempre a sinistra, però io penso che il problema non sia della casacca politica, sia dell'intelligenza delle persone. La persona intelligente poi guarda i risultati, cioè quante volte abbiamo sentito i nostri cittadini dire io in comune voto la persona, a me sembra un fatto di intelligente, no? No, perché se uno deve andare in cerca del simbolo ogni volta vuol dire che non funziona più, perché a questo punto, come diceva qualcuno, mettici anche uno scarpone, viene eletto uno scarpone, ma i veneti scelgono la persona e quindi dico, dopo 10 anni penso di non aver necessità di andare a fare ancora gli esami di riparazione o gli esami, cioè, poi ognuno valuta nella totale libertà, ci potrà essere chi sostiene la nostra amministrazione, chi così e così, chi odia la nostra amministrazione, ma il mondo è bello perché è vario e libero. Nessuno potrà dire, e qua stiamo veramente chiudendo, cosa capiterà nei prossimi mesi per quello che riguarda il coronavirus, però una cosa lei l'ha detta, noi in questo caso siamo pronti a schierare l'artiglieria pesante. Sì, assolutamente sì. Siamo armati fino ai denti, sanitariamente parlando. Guardi, rasentando anche se vuole il danno erariale, perché qualcuno potrebbe dire ma perché allestisci tutte le terapie intensive, perché fai ste robe? Perché io le faccio per salvare anche il Veneto, che magari in altre parti del mondo sarebbe persona da non curare, perché eticamente non mi perdonerei mai se sentissi qualcuno che dicesse ma se avevi un respiratore in più, ma se vi organizzavate meglio. Non esiste. Bene, Presidente, la ringrazio, in bocca al lupo naturalmente a noi, a tutti i veneti che ci seguono. E a salute a tutti. Arrivederci. Grazie.